In assenza di sintomi e di temperatura corporea, le direttive che ci sono non sono assolutamente corrispondenti al fatto di dover chiudere le scuole o allontanare i bambini. Questo è il contenuto della circolare ministeriale che sarà diffusa nelle prossime ore e che il governatore Zaia ha anticipato nel fare il punto dell'emergenza coronavirus accanto ai direttori generali delle ULSS regionali. Sono tanti anche in Veneto i genitori che non si fidano a mandare i figli a scuola, soprattutto se in classe ci sono compagni cinesi rientrati dalla Cina dopo il Capodanno, in assenza di sintomi come febbre o problemi respiratori, quindi nessuna preclusione, le scuole venete devono accogliere tutti. Nei giorni dell'emergenza planetaria la Regione lancia così un duplice messaggio: no alla psicosi, ma allerta massima sul fronte della prevenzione con una vera e propria task force. La sanità c'è la sanità, abbiamo un'organizzazione tale per cui siamo in grado di affrontare anche questa novità di questo coronavirus, in virtù del fatto che in passato abbiamo fatto scelte organizzative che oggi ci permettono di dire che la task force funziona e che gli hub provinciali, gli ospedali provinciali hanno il reparto di malattie infettive che entra assolutamente in questa organizzazione. Lo stesso Zaia è in contatto con il commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli, che collegato al telefono si è concentrato sull'organizzazione di ponti aerei anche per il rientro dei veneti ora in Cina, un numero che non è al momento quantificabile. L'idea dei ponti aerei è un'idea che io ho subito ricordato al Presidente Conte e al Ministro della Salute che era qui in Speranza. E all'emergenza sanitaria si aggiungono anche i timori per l'economia, vale per le imprese venete che hanno interessi in Cina e a maggior ragione per Venezia, dove cresce la paura di un crollo delle presenze per il carnevale. Dopo l'alluvione, ad esempio, Venezia rischia di subire un ulteriore arresto anche con questa partita.